Non è possibile né essere sottovalutati, né essere offesi, né essere ricattati. Sottovalutato, offeso, ricattato. Parole durissime quelle pronunciate da Luciano Benetton nei confronti del seminario vescovile, la culla dei preti e dell'istruzione cattolica trevigiana. Motivo della rabbia e dell'amarezza, una risposta mai arrivata, circa una richiesta partita 2 anni fa per posizionare in uno spazio della curia una gru per iniziare così il restauro dell'ex chiesa di San Teonisto. Un progetto ambizioso affidato all'architetto Tobia Scarpa che doveva dare alla luce uno spazio culturale a disposizione di tutta la città. Il numero uno degli industriali rincara la dose e parla di ruolo sociale disatteso spesso anche dagli uomini della Chiesa. Purtroppo per certa gente, per certe persone, secondo me, o perché prendono poco seriamente il loro ruolo anche sociale. Il progetto era pronto, l'enorme trafila burocratica fatta di permessi, valutazioni, pareri e timbri in regola. Mancava solo il via libera del rettore del seminario vescovile, un via libera atteso invano per 2 anni. Il progetto è stato dalle sovrintendenze, cioè è stato accettato totalmente. Noi abbiamo il vicino di casa che non ci dà assolutamente soddisfazione. Nemmeno i 2 incontri con il vescovo di Treviso sono serviti a smuovere le cose. Una persona squisita che però dà delega ai tecnici, al rettore insomma, del seminario, giustamente, cioè non è lui che decide, per cui non è stato sufficiente insomma, questo incontro e questo contatto che ho avuto. Adesso, dopo 1 anno e mezzo d'attesa, Luciano Benetton ha deciso di rinunciare al progetto. La mia pazienza è finita, ma è finita con un po' di dolore. Ed infine il numero uno degli industriali aggiunge un'ultima e amara considerazione che forse mai nella vita gli era capitato di fare. E qua sembra di chiedere l'elemosina.